Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 28 ottobre. Fa parte del programma di educazione civica il progetto organizzato dall'insegnante Maria Lucia Boscolo Todaro che ha interessato le classi terze delle scuole secondarie di primo grado Pascoli e Maderna. Salpiamo con la Marina Militare si è suddiviso in 3 momenti. Il primo, informativo, tenutosi in classe sulle attività svolte dalla Capitaneria di Porto di Chioggia nelle proprie aree di competenza, marina e lagunare, la visita guidata all'Arsenale di Venezia e al Museo di Storia Navale, e la terza, a conclusione, con visita alla Capitaneria di Porto di Chioggia con osservazione live on screen dei percorsi delle imbarcazioni in mare ed interventi di soccorso. La visita a Venezia ha visto i ragazzi accolti dal personale incaricato della Marina Militare, guidati in un percorso didattico e informativo conclusosi con la visita al Museo di Storia Navale e al cantiere dell'Arsenale che vide la realizzazione della flotta della Serenissima, concludendosi al sommergibile in disarmo, visitato dai ragazzi a cui è stata illustrata la quotidianità al suo interno. A Chioggia gli alunni hanno potuto comprendere al meglio le attività svolte dalla Guardia Costiera a tutela delle vite umane, dell'ambiente e del controllo della filiera ittica. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Ieri mattina abbiamo anticipato le contestazioni del sindacato riguardo l'assestamento degli istituti comprensivi clodiensi. Ieri sera abbiamo recuperato la delibera della giunta comunale in cui sono riportate le modifiche apportate. Il calo demografico c'è ed è tangibile nelle classi che anche a Chioggia sono scomparse, come è palese che alcuni edifici scolastici necessitino di importanti riqualifiche. Gli accorpamenti implicheranno trasferimenti che sono stati studiati con attenzione dall'amministrazione, in modo da razionalizzare il sistema scolastico locale. In pratica, la scuola dell'infanzia Padoanna di Chioggia sarà collocata presso il plesso Marchetti, la Gregorutti sarà accorpata alla Marchetti, primarie entrambe. La scuola secondaria di primo grado Pascoli sarà accorpata alla scuola secondaria di primo grado Galilei e la scuola dell'infanzia Padovan di Sottomarina sarà trasferita presso il plesso dell'attuale scuola secondaria di primo grado Pascoli. La scelta non è caduta dall'alto, ma è stata frutto di un dialogo e di confronto con le istituzioni scolastiche e le sigle sindacali. Dal prossimo anno scolastico, quindi 2024-2025, gli istituti comprensivi saranno 3. Nel frattempo sarà dato il via agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento dei locali. Oggi è una giornata importante perché inauguriamo una rotonda per la messa in sicurezza di un incrocio tanto atteso dal territorio tra due regionali, la 104 e la 105. Era da anni che si chiedeva di intervenire, abbiamo messo nella disponibilità di Veneto Strade 700.000 euro e oggi finalmente il territorio può godersi questa messa in sicurezza che sarà veramente importante. Ieri mattina a Correzzola, in provincia di Padova, la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova rotatoria tra la strada regionale 104 Monselice Mare e la strada regionale 105 Cavarzere Romea. L'assessore ha voluto sottolineare che grazie alla nuova infrastruttura non si garantisce solamente un innesto più sicuro agli utenti della strada, sia residenti che turisti, ma si riesce anche a deviare il traffico pesante dai centri urbani vicini a tutela dei residenti della zona.
Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricco di spunti molto interessanti l'incontro che si è tenuto ieri sera presso la Pinacoteca della Santissima Trinità a Chioggia, nella prestigiosa sala a cui Don Giuliano ha dato gli ultimi tocchi amorevoli fino a un attimo prima dell'inizio. L'incontro è stato organizzato dal Lion Club, patrocinato dal Comune di Chioggia e dall'ULSS Tre Serenissima, a cui fanno riferimento i due relatori, la dottoressa Lorella Ciampalini e il dottor Ermanno Margutti, e sostenuto dalla Fondazione Santi Felice Fortunato. Tra il pubblico, non numerosissimo ma attento, una rappresentanza di studenti, la classe seconda AFM dell'Istituto di Istruzione Superiore Cestari, accompagnati dalla professoressa Chiara Ranzato. Presenti numerosi interessati all'argomento, la generazione Z, analizzata per capire i bisogni e le difficoltà. Al microfono, dopo i saluti iniziali portati dalla consigliera comunale Marcellina Segantin per conto del sindaco e da Don Marino Callegari per conto del vescovo, si sono alternati il dottor Margutti prima e la dottoressa Ciampolini poi, portando, sotto punti di vista diversi, le loro conoscenze riguardanti questa generazione, la prima nata nell'epoca digitale dal 1995 al 2010. Una generazione fragile che sta vivendo un periodo difficile, con guerre, crisi economiche e la pandemia, che ha rivoluzionato anche il modo di interfacciarsi tra pari. Corre molti rischi questa generazione, che ripone sul digitale tutto il suo sociale, che trascorre sui device una buona parte del proprio tempo. Il comportamento di chi appartiene a questa generazione è più che influenzato dalla presenza costante del device nelle relazioni, amplificata dal periodo passato in lockdown, quando la DAD ha finito col costringere il digitale a entrare in un ambiente da cui fino a un attimo prima era stato tenuto fuori, amplificando la tendenza all'isolamento, lasciando ragazzi soli e vulnerabili. L'essere umano, è stato detto più volte durante l'incontro, è fatto per connettersi con i suoi simili e avvicinarsi nei momenti di difficoltà rientra nell'istinto alla sopravvivenza. L'isolamento a cui si è stati costretti va contro la natura propria dell'uomo e costituisce un rischio per favorire patologie comportamentali dalle quali però si può guarire. L'adolescenza è una fase in cui le relazioni vengono trasformate, si è spinti ad emanciparsi, ad essere autonomi, un percorso a cui si viene preparati dalla nascita, da quando tra il bimbo e il mondo esterno, a cominciare dal momento dell'allattamento, si cominciano a creare connessioni che devono svilupparsi secondo modalità che l'avvento del cellulare ha rivoluzionato, partendo dall'interruzione del contatto visivo mamma-bimbo dovuto alla presenza invasiva del cellulare, una presenza che altera lo sviluppo delle relazioni anche quando viene messo in mano a bambini troppo piccoli, diventando una presenza insostituibile. La dottoressa Ciampalini ha descritto non solo le negatività e le difficoltà della generazione Z, ma ha parlato anche di prevenzione in una serie di comportamenti che sono stati modificati dalla presenza del digitale, ma che dovrebbero essere ripresi come modello per evitare le difficoltà di relazione che i giovani ragazzi spesso si trovano ad affrontare. Le relazioni della dottoressa Ciampalini e del dottor Margutti sono sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 28 ottobre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto e vi ringrazio, e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e il nuovo canale WhatsApp Azzurra Network News. Attivate le notifiche. Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.